Buongiorno a tutti, ringrazio tutti voi che siete venuti qua oggi a questo incontro, ringrazio i nostri relatori, il dottor Luca Fregon della VEPA e il dottor Fregolente, del direttore dell'ufficio repressione frodi, che non si chiama più così ma si chiama Istituto Controllo Qualità Repressione Frodi, giusto? E gli argomenti oggi sono due, uno di grande attualità, uno è il passaggio storico dai diritti in viticoltura alle autorizzazioni. È finito un periodo con il 2015, se ne apre un altro, quello delle autorizzazioni. Doveva essere o dovrebbe essere un momento che portava al libero mercato anche il settore vitivinicolo, come è successo con l'abolizione delle quote latte in tutta Europa, ma di fatto le autorizzazioni, a mio avviso, poi ce ne parlerà meglio il nostro relatore, è ancora un sistema di controllo delle superfici, in quanto non si potrà piantare se non si hanno le autorizzazioni. Quest'anno è il primo anno e tra poco è già aperto un bando di richiesta, perché ogni Stato ha una possibilità ogni anno di dare una certa superficie di autorizzazione. L'Italia ha scelto una certa percentuale, che circa l'1% della sua superficie, e adesso c'è un bando dove uno può fare richiesta per accedere, poi chiaramente in base alla disponibilità che ci sarà ci saranno le assegnazioni. Altra cosa che ci sono state proroghe, poi ci parlerà il dottor Fregolente, invece è la dematerializzazione dei registri di cantine. E da giugno dovrebbe diventare operativo, e anche questo è un argomento di grande attualità e anche direi un passaggio importante. Per cui noi abbiamo intitolato il convegno Le nuove regole in viticoltura, e nuove regole che noi ci auguriamo che siano anche una semplificazione, cioè il fatto di non avere più diritti alle autorizzazioni, il fatto di non avere più registri cartacei, non avere quelli informatici, sia anche una facilitazione, una semplificazione, e dovrebbe essere una sburocratizzazione. Però non so se così effettivamente lo sarà, perché almeno personalmente io vedo che i sistemi informatici che abbiamo adottato negli ultimi anni in agricoltura non è che abbia portato a una riduzione di quelli che sono gli adempimenti, ma mi pare che abbia portato a un aumento di quelli che sono gli adempimenti stessi. Per cui tutta questa semplificazione devo dire che non è che la vedo tanto. Mi auguro che non sia così in questo caso. Io lascerei subito la parola al dottor Fregon, che ci illustra il discorso, il passaggio dai diritti alle autorizzazioni. Grazie. Grazie della presentazione, ringrazio anch'io per l'invito, porto i saluti anche del mio direttore Fabrizio Speda e a tutta la platea. Ringrazio Compagnia di Cultura che ci dà questa possibilità, insomma, di parlare di quello che sarà il nuovo, insomma, gestione dell'ospedale viticolo veneto, di quello che sarà appunto la possibilità di impiantare vigneti nel territorio veneto. Mi collego un po' a quello, alle premesse. Effettivamente non cambia moltissimo, cioè rispetto alla precedente programmazione. Non si parla più di diritti, quindi questa parola, insomma, che avevamo conosciuto sparisce, ma cambia soltanto il nome, perché si chiameranno autorizzazioni. La cosa principale è che dal 1° gennaio i diritti non possono, le autorizzazioni possono essere più trasferite da un'azienda all'altra, quindi non ci sarà più questo problema della acquistare, del fare atti notarili, del fare scritture private per portare i diritti da un'azienda all'altra. Questo può essere visto come un adempimento in meno, può essere visto anche comunque con una limitazione nel poter fare attività propria viticola piuttosto che altra. Se uno decide di rinunciare, ovviamente rinuncia, ma sa che perde quella
quell'importo, quell'aiuto che era previsto per la vendita, che decide di piantare non può aumentare la propria superficie se non con determinate regole. Il tutto nasce nel 2000, ho messo un po' di riferimenti normativi, però non i tempi sono sui riferimenti, e nasce nel 2008 quando la Commissione, nella precedente riforma, aveva detto che dal 2016 avrebbe chiuso la partita con i diritti. Poi c'è stata parecchia attività tra gli Stati membri su chi voleva che i diritti continuassero a rimanere, altri che invece, soprattutto i paesi del nord, dell'Europa del nord, che volevano che questo sparisse. In realtà quello che ne è uscito è un po' quello che andremo un po' a vedere e quello che hanno deciso con i regolamenti 1308, che è quello del Consiglio, e poi quelli invece attuativi della Commissione, che sono quelli delegati esecutivi, che è 560 e 561. A questi sono susseguiti recentemente, peraltro, un decreto ministeriale, quello del 15/12/2015, e una circolare AGEA, per dirvi, è riportata la data di febbraio di quest'anno, che ha definito un po' le regole di come devono essere gestiti. Io insomma li ho messi lì, se poi qualcuno insomma, gli interessa può andarsi a leggere cosa prevedono. Come dicevo, così come è stato stabilito nel 2008, dal 31/12/2015 è finita la questione dei trasferimenti dei diritti. Come sapete molti di voi, con il 31/12 è stata data la possibilità di acquistare, il Veneto ne ha acquistati diversi diritti da fuori Veneto. Tenete presente che sono stati acquistati circa 10.000 ettari negli ultimi mesi dell'anno, quindi vuol dire che insomma aumenterà comunque il potenziale Veneto. Oggi il potenziale superficie abitata siamo sugli 80-81.000 ettari, con 10.000 ettari in più che andranno piantati nei prossimi anni arriveremo a circa 90.000 ettari. Tenete presente che oltretutto in portafoglio abbiamo circa mediamente negli ultimi anni un 5.000 ettari che derivano da estirpi e rimpianti, quindi le aziende insomma, per il rinnovo dei vigneti estirpano e venivano rilasciati un diritto, e in questo momento oltre ai 10.000 che abbiamo acquistato abbiamo circa 5.000 diritti. Quindi abbiamo in portafoglio Veneto, oltre ai 81.000 ettari che abbiamo piantato, abbiamo altri 15.000 ettari di diritti che dovranno essere trasformati in autorizzazione. Faccio un passo indietro perché abbiamo diritti oltretutto che sono scaduti prima della riforma precedente, prima del 2008. Questi diritti avranno una scadenza che è prevista, quella naturale, cioè quelli rilasciati prima del 1° agosto 2008 non avranno una scadenza che adesso vi dirò per tutti gli altri, avranno una scadenza naturale. Allora ci sono dei diritti acquistati dalla Sicilia, ad esempio stipulati prima di quella data, prima del 2008, che dovranno essere impiantati entro il 31/7/2016. Questi hanno scadenza naturale perché sono stati creati prima della precedente riforma, prima che venisse stabilito che nel 2015 si chiudeva la questione dei diritti, quindi questi dovranno, per chi ne ha in portafoglio, attenzione che dovrete impiantarli per forza, altrimenti perdete il diritto, entro luglio di quest'anno. Questo è già, non ce ne sono molti, ma ce ne sono in alcuni portafogli di alcune aziende. Tutti quelli invece generati dopo il 2008, 1° agosto 2008, sono stati messi come scadenze, così come prevedeva il regolamento, al 31/12/2015, e questi hanno la possibilità di essere trasformati in autorizzazioni. Cosa vuol dire? Che questi, prima di essere utilizzati, devono essere richiesti con una domanda, quindi non sarà una semplificazione in questo caso, ma sarà una procedura amministrativa, perché così prevede il regolamento. Poi vi dico anche il motivo, perché non è proprio così, insomma, che si poteva passarli secondo me tutti in automatico, tutti con una scadenza a 3 anni. In realtà la domanda per il trasferimento da diritto in autorizzazione deve essere fatta una domanda da parte dell'agricoltore. Perché? Perché la possibilità di questi diritti è quello che un agricoltore può decidere di trasformare il diritto in autorizzazione entro il 31/12/2020. Quindi cosa avete? Avete 5 anni
per richiedere di trasformare questo diritto in autorizzazione. Cosa succede? Che una volta che l'avete trasformato, queste autorizzazioni si chiamano più diritti, diventeranno autorizzazione e avete 3 anni per utilizzarli. Allora cosa succede? Che se voi lo chiedete oggi o se noi avessimo trasformato tutti questi diritti, 15.000 ettari in questo momento, vi ho detto 15.000 ettari, e avessimo trasformati tutti in questo momento, voi avreste avuto 3 anni per impiantarli, perché questo è il regolamento, prevede 3 anni per impiantare un'autorizzazione. Trasformarli tutti vi avremmo preso 5 anni di vita di questi diritti. In questo modo invece voi sapete che avete la la possibilità di decidere quando impiantare, e 3 anni prima o un anno prima chiedete di trasformare il diritto in autorizzazione. Da quel momento avete 3 annualità per poterli trasformare. Cosa vuol dire? Che in questo momento tutti quei diritti, che sono 15.000 ettari, a parte alcuni, pochi, insomma, avete tempo fino al 2023 per impiantarli, quindi 8 anni, così come era previsto nella vecchia programmazione, 8 anni per impiantare. Attualmente, guardate, le regole sono state date, avete visto la circolare già è uscita a febbraio, stiamo implementando il sistema. In questo momento effettivamente il sistema non vi permette di trasformare i diritti in autorizzazione, perché niente, una volta uscite le regole dobbiamo insomma modificare i sistemi applicativi, e stanno rilasciando in questi giorni, era previsto entro fine marzo insomma il rilascio di tutto, hanno rilasciato qualcosa, quindi dai primi di aprile, comunque nel mese di aprile, dovremo essere in grado di darvi la possibilità di trasformare il diritto in autorizzazione e poi di fare le varie procedure che adesso vi vado a illustrare. Quindi questo è tutto quello che riguardano i diritti e che devono, come dicevo, essere trasformati in autorizzazione. Altra cosa che cambia è la comunicazione di estirpo. Voi eravate abituati, e rimarrà così anche adesso, prima di fare un estirpo di chiedere l'autorizzazione, quindi questa cosa rimane. Noi dobbiamo verificare che effettivamente ci sia una superficie evitata, e una volta verificato vi autorizziamo a estirpare. Una volta estirpato invece la comunicazione a fine lavori estirpo cambia. Perché cambia? Anche qua sempre per il motivo che avete 3 anni per impiantare. Cosa succede? Nel momento in cui avete finito di estirpare, eravate abituati a fare la comunicazione a fine lavori estirpo. La fate ancora adesso questa operazione, in realtà avete 2 possibilità in questo caso. Potete chiedere di trasformare subito quella superficie in autorizzazione, e sapete che a quel punto, nel momento in cui avete comunicato la fine lavori, voi avete 3 anni per impiantare, sempre quei 3 anni che sono i 3 anni stabiliti dai regolamenti. Quindi se oggi comunicate una fine lavori, oggi è il 15 di marzo, sapete che dovete impiantarle entro il 15 marzo 2019. Avete però un'altra possibilità, cioè quello di non trasformare subito il diritto in autorizzazione, ma avete la possibilità di trasformarlo entro 2 campagne successive. Cosa succede? Che quindi avete 2 anni in più, 2 campagne, in realtà un po' più di 2 anni, dipende insomma da quando avete fatto l'estirpazione, e a questo punto avete 2 anni per trasformarlo in autorizzazione e poi 3 anni per impiantare. Quindi torniamo un po' ai 5 anni che erano sempre stati concessi al Veneto per impiantare un'autorizzazione. Ora, questa può essere vista, anche questa, come un aggravio, perché dovete ricordarvi, se non avete trasformato in autorizzazione, di farlo, perché se non l'avete fatto subito con la prima domanda dovete poi ricordarvi di farlo, però dall'altra parte vi dà la possibilità, se uno sa che non riesce a impiantarlo nel giro di un paio d'anni, sapete che avete la possibilità insomma di rimpiantare il vigneto dopo 5 anni. Questo, ripeto, per mantenere la situazione un po' invariata come era attualmente. Tenete presente che anche oggi in Veneto erano sempre stati concessi 5 anni e tutti gli anni avevamo diritti che andavano in riserva. Cosa vuol dire? Che avevamo diritti che i proprietari, i conduttori non li utilizzavano e che quindi andavano in riserva e poi venivano dati. Sapete, ogni tanto, anche recentemente è stato fatto un bando, l'anno scorso a fine anno è stato fatto un bando con cui sono stati assegnati a chi voleva insomma acquistarli questi diritti.
non sarà più possibile questa cosa, quindi una volta che uno non avrà utilizzato questi diritti verranno persi e verranno quindi persi dal potenziale viticolo regionale o nazionale. La comunicazione fine lavori, rimane legata al fatto che dovrà essere fatta solo dopo che avete trasformato i diritti in autorizzazione. Quindi in questo momento, siccome abbiamo appena detto che gli applicativi sono fermi e stiamo modificando le procedure, se voi mi comunicate, fate una fine, cioè finite un impegno e lo finite in questi giorni, non riuscite a comunicarmi la fine lavori. Ma non lo potete nemmeno fare perché per le fine lavori che sono eseguite dal 1 gennaio 2016 fino al 2030, se non sbaglio, rimarrà necessario avere un'autorizzazione. Quindi non è necessario avere un diritto, è necessario che quel diritto venga trasformato in autorizzazione e poi, una volta che è stato trasformato, potete comunicare la fine lavori. Quindi in questi giorni ad esempio ci chiamano: ma io posso impiantare i vigneti? In realtà potete farlo, perché se avete un diritto potete farlo, avete la possibilità, insomma avete il potenziale per farlo. Non potete comunicarlo perché è un problema appunto amministrativo, informatico che non abbiamo aperto, però nel prossimo mese, io spero alla fine del prossimo mese, che voi possiate farlo. È ovvio che lo fate comunicandomi dopo che avete trasformato l'autorizzazione. Quindi se avete trasformato l'autorizzazione ai primi di marzo, mi comunicherete che avete finito l'impianto al 30 di aprile, adesso dico una data a caso, insomma. Quindi non vi sto dicendo che non potete impiantare, vi sto dicendo che dal punto di vista amministrativo cercate di mettere in fila queste richieste, insomma, se volete burocratiche, ma che sono necessarie. In questo momento però è attivo ad esempio tutta la procedura che era valida fino al 31/12/2015. Quindi cosa vi sto dicendo? Che se avete comunicato, fatto un vigneto entro il 31/12/2015, quindi l'anno scorso, voi potete comunicarmi la fine lavori con la metodologia che era presente prima di queste modifiche. Anzi, vi chiedo, se avete comunicazione di fine lavoro impianto, se avete comunicazioni di estirpo avvenute precedentemente al 31/12/2015, fatele. Perché vi dico questo? Perché una cosa è che ad esempio tutti i diritti andavano comunicati a livello nazionale entro il 1 di marzo 2016. Non l'abbiamo ancora fatto perché, se volete, non abbiamo le procedure per comunicarlo, però prima o dopo arriveranno e noi comunicheremo qual è il nostro potenziale. Probabilmente nel potenziale mancheranno sicuramente stirpi che molti agricoltori non hanno ancora comunicato. C'è da comunicare anche qual è la superficie evitata e poi vi spiegherò perché è necessaria. Sulle autorizzazioni sono le nuove autorizzazioni. È ovvio che se non abbiamo le comunicazioni di fine lavoro impianto non potremo dargli la situazione attuale potenziale del Veneto. Quindi tutto ciò che è stato impiantato prima del 1 gennaio lo potete fare, e vi chiedo di farlo il prima possibile per dare una situazione aggiornata del potenziale Veneto. Altra cosa che viene modificata, ma in realtà devo dire che eravamo in Veneto, eravamo abituati, per noi 60 giorni, cioè allora, ripeto, in Veneto la comunicazione di fine lavori era lasciata libera, quindi uno era abituato di comunicarla quando doveva andare in produzione. Quando è che va in produzione? Al secondo anno, perché sapete al primo anno i vigneti producono 0, al secondo anno possono dichiarare il 60%. Oggi la comunicazione di fine lavori va fatta, è prevista insomma dal decreto ministeriale, deve essere fatta entro 60 giorni. Non sono in questo momento previste sanzioni, però mi raccomando, cioè un po' per quello che vi dicevo prima, avere il potenziale servirà poi per attribuire quali sono le superfici nuove che possono essere autorizzate con il bando che prima vi dicevo all'inizio e poi adesso vi andrò a illustrare un attimo. Quindi voi avete 60 giorni per comunicare la fine lavori,
e vi chiedo insomma magari di non aspettare un anno e mezzo come succedeva spesso e sta succedendo per gli impianti che vengono comunicati in Veneto. Rimpianti anticipati non cambiano molto, in Veneto non viene utilizzato molto questa pratica, ma ce ne sono, qualche centinaio di anni vengono rimpiantati con un rimpianto anticipato. La cosa che cambia fondamentalmente è che mentre attualmente fino al 2015 c'era l'estirpo doveva avvenire dopo 3 anni dall'impianto, adesso avete 4 anni per poter estirpare. È una possibilità, non so se è vantaggioso o no, insomma ogni agricoltore deciderà in quel momento se il suo vigneto è più produttivo quello vecchio o se è più produttivo quello nuovo. Conoscendo che in Veneto entro in produzione al 3° anno, se il vigneto insomma nuovo produce più del vecchio, credo che sia prima viene tolto il vecchio, prima si riesce a produrre quel nuovo, perché sapete che il rimpianto anticipato non è che un impianto possono produrre tutti e 2 i vigneti, uno dovrebbe produrre e l'altro non dovrebbe produrre, o meglio, il prodotto dovrebbe essere consegnato, che viene consegnato alle cantine o che viene utilizzato per essere trasformato, solo una parte dovrebbe essere trasformato, l'altro non dovrebbe essere trasformato. Quindi insomma qua secondo me è una possibilità in più per quelle situazioni in cui i vigneti entrano in produzione dopo il 3° anno, quindi avete 4 anni per poter estirparlo. Passiamo alle nuove autorizzazioni invece, perché quindi sono state messe a livello comunitario dei blocchi, non si possono più trasferire i diritti da un'azienda all'altra, da una regione all'altra, quindi potenzialmente un'azienda, se oggi ha 5 ettari, 10 ettari, manterrà quella superficie per sempre, perché non potrà aumentarla. In realtà la possibilità di aumentarla è prevista grazie a questa nuova procedura, che è quella delle nuove autorizzazioni. Cosa prevede la normativa? La normativa prevede che ogni Stato membro possa assegnare ogni anno l'1% a livello nazionale della propria superficie vitata che ha. Quindi prima vi dicevo, prima comunicate il fine lavori, prima aumentiamo il nostro potenziale che viene fotografato al 31 luglio di ogni anno. Quindi una volta fatta la fotografia verrà assegnato l'1% di quello che è il potenziale nazionale e poi anche il potenziale veneto. Perché? Perché in questo momento la scelta che è stata fatta è stata quella di fare una domanda nazionale, quindi in questo momento sono aperti gli applicativi a livello nazionale per presentare domande di richiesta di nuovi impianti che vengono rilasciati appunto e sono nuove autorizzazioni. L'apertura è prevista ed è aperta in questo momento, sarà ogni anno dal 15 febbraio al 31 marzo la possibilità di fare domanda. I primi giorni del 15 febbraio avevano detto che era aperto, poi in realtà è successo qualche settimana che il sistema funzionasse. Oggi il sistema funziona, si stanno caricando le richieste. Stamattina non ho chiesto qual era la situazione, sono fermo alla settimana scorsa. In Veneto la settimana scorsa erano stati chiesti 2200 ettari. Tenete presente che 2 giorni prima erano 1600, visto che ho sentito però, e quindi in un paio di giorni sono stati caricati 600 ettari. Sembra che quindi insomma, ci sia una buona richiesta dal Veneto, era la regione con un maggior numero di richieste in ettari. Questo martedì scorso, stamattina ripeto, non l'ho chiesto a distanza di una settimana, ma se tanto mi dà tanto all'aperto da una settimana, quindi una settimana 2000 ettari, penso che oggi sarebbero circa 4000, insomma, se è la prima settimana di richieste di ettari. Qua quali sono i vincoli? Non ci sono vincoli, l'unico vincolo che il sistema nazionale prevede è che ci sia una superficie, ci sia un fascicolo valido, quindi che ci sia un'azienda agricola e che ci sia una superficie su cui impiantare il vigneto. Cosa vuol dire? Che se avete dei seminativi potete chiedere, se avete un bosco ovviamente non potete chiedere di impiantare un vigneto, se avete dei vigneti non potete chiedere, perché se avete tutta la superficie già impegnata non potete chiedere diritti. Quindi io so che dei controlli che fanno è che ci sia praticamente una superficie utilizzabile, impiantabile con la superficie che richiedete. Quindi uno ha 100 ettari di seminativo, per assurdo può chiedere 100 ettari di nuove autorizzazioni. Non ci sono priorità in questo momento, non c'è nulla previsto, c'è solo previsto che alla fine, sulla base delle richieste,
verrà distribuita in modo proporzionale. Quindi se vengono chiesti 10 volte tanto, la potenzialità che può essere data verrà dato un decimo di quello richiesto. Quindi se uno chiede 10 ettari e la superficie è superiore al 10% del potenziale, verrà assegnato un decimo, quindi un ettaro. Qual è la situazione attuale? Attuale a livello nazionale ci sono circa 640-650 mila ettari, quindi quello che è previsto è che vengano assegnati 6.400-6.500 ettari. In prima battuta è previsto che siano assegnate a ogni regione i propri diritti, quindi se il Veneto ha 80.000 ettari, dicevo prima 80.000 ettari, verranno assegnati 800 ettari, quindi sicuramente porteremo a casa gli 800 ettari, verranno distribuiti gli 800 e non i 2200 che vi dicevo prima che sono già stati richiesti, oggi saranno di più, ma per dire già abbiamo superato il nostro potenziale. Se poi le altre regioni non chiedono la loro disponibilità, quella disponibilità verrà distribuita in quelle regioni dove è stata chiesta una maggiore superficie, un maggior numero di autorizzazioni. Cosa vuol dire? Che porteremo a casa sicuramente gli 800, se siamo fortunati, se le altre regioni insomma, non richiedono, dovremo riuscire ad avere qualche ettaro in più. Però sappiate che oggi, così come stabilito, è che prima ci sia una suddivisione, ogni regione la loro quota e poi successivamente qualcosa in più se rimane. Le autorizzazioni sono gratuite, non si deve pagare nulla, a differenza di quello che eravate abituati con la riserva regionale. Non possono chiedere, cioè le superfici rilasciate con queste autorizzazioni non possono essere oggetto di aiuti comunitari, cioè nel senso non potete chiedere il piano di ristrutturazione e riconversione di titolo, quindi sapete che una volta che li avete ricevuti dovete impiantarli senza insomma fondi, aiuti ulteriori. Le assegnazioni sono previste che siano fatte entro il 1° di giugno, quindi il 31 marzo vi ho detto si chiude questa richiesta, saranno fatti insomma dei calcoli, non ci saranno da fare grosse istruttorie e verranno definiti a livello nazionale quali sono le superfici che la Regione Veneto in questo caso potrà autorizzare e verranno comunicate agli agricoltori. È previsto che se l'assegnazione è inferiore al 50% di quello richiesto, un agricoltore possa anche rinunciare, nel senso che vi prevedo, cioè uno che aveva chiesto di piantare un ettaro, per assurdo gli viene concesso 1000 metri, insomma uno dice io 1000 metri se che mi metta a fare finito e quindi può rinunciare. Dico questo perché se nel caso in cui uno non rinuncia e poi non impianti, e poi sono previste delle sanzioni, cioè quindi è ovvio, adesso uno potrebbe, dicevo prima, una 100 ettari seminativo potrebbe dire chiedo 100 ettari, sa che quella persona i 100 ettari li deve impiantare entro 3 anni, perché rimane sempre fisso quella questione, 3 anni per impiantarle nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione. Non sono in questo momento, non sono scritte le sanzioni, quindi sono ancora da stabilire. Credo che nel momento in cui vengono stabilite valgano anche per questo bando, perché così è scritto anche nella normativa. A livello nazionale siamo abituati che escono dopo le sanzioni, ma vedremo insomma. Sappiate ecco che insomma c'è anche questo, per carità, vincolo che attenzione insomma di non chiedere poi, è vero che sicuramente non vi verrà assegnato quello che chiedete, ma attenzione che se poi non impiantate tutta la superficie insomma potrebbero scattare delle sanzioni. Quindi un po' questo è il panorama delle novità. Prima si parlava appunto di riduzione di impegni amministrativi, in realtà dicevo prima noi in Veneto abbiamo con l'ospedale ridotto i tempi, veramente ridotti i tempi di rilascio delle autorizzazioni, degli stirpi, degli impianti, siamo mediamente attorno insomma, ai 30 giorni per rilasci insomma, per l'autorizzazione all'estirpo. Forse la procedura che era un po' più lunga nei tempi
era proprio quella degli acquisti diritti. Infatti oggi l'acquisto diritti, ad esempio quelli fatti entro il 31/12, che avremmo dovuto chiudere entro il 1° marzo, non sono ancora chiusi perché purtroppo scontiamo il fatto che le regioni da dove provengono i diritti ci devono confermare che quel diritto esiste. Abbiamo ancora molti diritti su cui non abbiamo ricevuto la conferma da parte delle province, delle regioni competenti, e quindi in molti casi non abbiamo ancora rilasciato il diritto in portafoglio. Oggi con la normativa è previsto che le autorizzazioni siano rilasciate entro 90 giorni, quindi tanto vi dà tanto, insomma noi non dovremmo avere problemi se non casi particolari con particolarità singoli. Per quei casi insomma non dovremmo superare sicuramente i 90 giorni, ripeto, siamo mediamente anche in alcuni casi anche sotto i 30 giorni, ma insomma anche se impiegassimo ancora i 30 giorni, insomma non credo sia un risultato così malvagio. Oggi, ripeto, la possibilità che abbiamo avuto con l'implementazione informatica ci ha permesso, insomma, di ridurre e di dare delle risposte molto più veloci alle aziende agricole che hanno necessità di impiantare. Poi sappiamo, insomma, ognuno quando ha acquistato poi vuole impiantare immediatamente. Quindi i tempi, secondo me, amministrativi sono già ridotti, miglioreranno perché non c'è più il problema del trasferimento di diritti, quindi sicuramente, insomma, mediamente i tempi saranno più ridotti. Le domande purtroppo rimangono, quindi un agricoltore non può impiantare liberamente, deve continuare a fare le richieste, e questo è un po', se volete, un po' il vincolo che vi rimane. Rimane un po', qua ho fatto un po' un riepilogo che non vi sto a ripetere. L'unica cosa che vorrei far presente è le autorizzazioni non sono trasferibili, dicevo prima. Faccio presente che però sono previste solo in caso di forza maggiore. Allora, il caso in cui, vabbè, è morte del titolare, la condizione però, a parte questa, nel caso di forza maggiore, sono ammissibili anche i trasferimenti da un'azienda all'altra nel momento in cui l'azienda chiude. Cioè, quindi se c'è fusione o c'è scissione di un'azienda, è ovvio che quell'azienda non esiste più e quindi verranno trasferiti con i beni anche le autorizzazioni alla nuova azienda che si insedia al posto di quella, insomma, da dove provenivano. I diritti e le autorizzazioni sono in capo al conduttore, quindi a colui che ha chiesto di estirpare il vigneto, quindi rimangono in capo al soggetto, insomma, che li detiene nel momento in cui ha chiesto l'estirpo. Potrete anche trasferire i diritti, le autorizzazioni da una regione all'altra, cioè se un soggetto ha terreni in Veneto o in Friuli, verranno gestiti separatamente. In Veneto saranno gestiti come attualmente quelli in Veneto, in Friuli quelli in Friuli. Però se domani mattina decidete che quelli del Friuli siano impiantati in Veneto, lo potete fare, sempre all'interno della stessa azienda, quindi per assurdo anche dalla Sicilia al Veneto. Il problema è fondamentale che ci sia appunto il cambio c'è previsto a livello, in questo momento non è ancora stato implementato, è previsto che quel diritto che prima era stato rilasciato dalla regione Friuli o dalla regione Sicilia venga trasferito per competenza alla regione Veneto, e solo in quel momento, insomma, potrete utilizzarlo e comunicare alla fine lavori. Quindi c'è un sistema che andrà a generare un contenitore a livello nazionale e verranno cambiati gli attributi, quindi quegli attributi che riguardano più le caratteristiche di quel diritto, che non saranno più di competenza della regione da dove sono nate, ma nella regione in cui si vuole utilizzare. Quindi c'è da fare anche qua un passaggio, insomma, passaggio dell'esistenza del diritto e caricamento nella regione in cui si vuole impiantarlo, però è fattibile. Quindi qua si apre tutta la vicenda, insomma, della conduzione di terreni con gli estirpi, che lascia voi, insomma, la fantasia che ne avete abbastanza più di me in questo caso. Basta. Poi sulle altre cose che vi ho già detto, insomma, non vorrei, ecco, ripetermi. Io avrei finito, poi se, insomma, avete domande, non so se le lasciamo alla fine o se volete che le facciamo adesso, non so come sentite già, visto che siamo caldi su questo argomento, se volete, se avete domande, per me sono pronto, insomma, a rispondere. Io non ho trovato nel decreto nazionale, non ho trovato la priorità regionale. Quello che mi risulta è a livello nazionale del significato
C'è questo però... In battuta ha detto che la distribuzione sarebbe a livello regionale, quindi 800 ettari per la regione Veneto, però quello che lui dice dovrebbe essere 6.500 ettari a livello nazionale. Guarda, adesso non mi ricordo se è scritto nel decreto, ma nel circolare c'è. Ok, nel circolare c'è, ma questa è da sempre, anche so che sia scritto, scritto detto nelle parole. In realtà questo è quello che anche a livello ministeriale è sempre stato detto. Non partecipo agli incontri ministeriali, però in realtà c'è stato venduto una cosa, in realtà poi ci portiamo a casa qualcosa di diverso, cioè ogni regione non vuole perdere la propria quota a favore di qualche altra regione, questa è un po' la logica. Adesso per carità la circolare già c'è scritta, però è una cosa che un po' che gira, insomma, però c'è scritta. Un'altra cosa, pianto il vigneto con l'autorizzazione, do in affitto il terreno, l'autorizzazione sì, in quel caso esattamente. Certo. Quindi se per assurdo lo scrive qualcun altro, diventa di qualcun altro. Questo è il concetto. Oggi è così. Cioè non possono essere trasferiti le autorizzazioni come carta, come era prima col diritto. La carta non esiste più un documento cartaceo, quindi non viene più. Ovviamente i terreni potete farne quello che volete, insomma, cioè potete dare in affitto, potete dare in condizione a qualsiasi soggetto. Attenzione ovviamente sugli atti, perché poi insomma, una volta che uno dà in affitto, gli affitti prevedono anche insomma, che il terreno venga rilasciato nelle stesse condizioni in cui era stato consegnato, quindi qua potrebbe innescare tutta una serie, se non sono fatti correttamente gli atti, insomma potrebbero innescarsi tutta una serie di contenziosi insomma, tra il proprietario e l'affittuario, insomma. Però su questo credo che ne abbiamo già viste anche nel passato, casi particolari molto limitati, ma c'erano. In futuro insomma sì, non vorrei che questo diventasse un problema che, ripeto, basta che ci siano le regole chiare, credo che sia un problema. Questo non serve, ma proprio forte. E sulla possibilità di trasferire le autorizzazioni mi pare che ci sia anche il caso della successione anticipata. Sì. Com'è che la gestiamo questa qua? Cioè, similmente come si gestiva nei titoli PAC, da un punto di vista proprio, diciamo così, documentale. E poi le conversioni dei diritti, da diritti a autorizzazioni, sono previste totali o parziali? Ovvero, se io ho un diritto di 2 ettari, posso chiedere la conversione di 1 ettaro, che è quello che mi serve a breve, e tenermi ancora come diritto la parte residua, o quando io faccio la conversione devo convertire l'intero diritto originario? L'altra cosa è sulla trasformazione, che adesso dobbiamo fare sempre dei vecchi diritti prima dell'impianto in conversione. Sarà tipo un passaggio puramente amministrativo o istruttorio, nel senso, cioè, simile a uno IADO, per dire, per cui di fatto avremo quasi un tempo reale, o dobbiamo tararci in questo primo periodo sui 90 giorni e quindi appena apre cominciare a prenderci avanti? Allora, partendo dall'ultima, in teoria non è che abbiamo necessità nel momento in cui esiste il diritto, in teoria è solo questione insomma, di vedere la pratica e di autorizzarla, quindi ci sarà sì, un minimo di istruttori, ma sarà veramente il minimo, non sarà automatico, quindi non sarà una questione di 10 minuti, il problema è vedere che esiste la pratica e autorizzarla, cioè, dal punto di vista istruttorio insomma zero insomma l'attività da fare, quindi verrebbe da dire immediato, non so, sicuramente 90 giorni. Poi è ovvio che se in quel momento arrivano 1000 domande, vabbè, di trasformazione magari impieghiamo qualche ora, qualche giorno insomma. E sulla questione, quindi insomma, io immagino immediato, qualche giorno, 5 giorni insomma. E poi ovviamente se c'è fretta per alcune casistiche insomma basta comunicarlo, insomma non è che se c'è urgenza per impianti particolari all'ultimo momento, uno ci si dimentica di farlo anche in luglio, fatelo, insomma chiedete, fate presente il caso particolare.
sulla questione successione, cioè, nel momento in cui viene dimostrato, allora non sarà come i titoli, adesso non abbiamo ancora pensato, cioè, in questo caso dovrà essere dimostrato che c'è una successione anticipata con una documentazione ufficiale e verrà trasferito. Il problema è che comunque c'è una successione di un'azienda a un altro soggetto, quindi c'è la chiusura di quella posizione, viene da dire, perché se questo fa successione a un soggetto vuol dire che lui chiude la sua posizione. Sì, so. Con la PAC non è così, proprio non lo so. Noi in realtà la successione è una successione totale e non parziale, cioè non è che faccio la successione di titoli, però magari su questo potremo anche divederne e potrebbe succedere che qualcosa venga modificato. Tenete presente che c'è discussione su questa parte dei trasferimenti, o meglio, delle fusioni, scissioni, successioni per causa di morte o no. C'è discussione a livello nazionale, a livello del Ministero, quindi io credo che su questa partita non ci sia ancora tutto chiaro. Quello che per me oggi è fondamentale, credo, così come è scritto, è che l'azienda da dove proviene quell'autorizzazione debba non esistere più, altrimenti rimane l'autorizzazione. Quindi se un soggetto, vuoi per morte, vuoi perché fa una successione anticipata, deve chiudere la propria attività. Questo è quello, ripeto, non sarà la regola, perché conoscendo come funziona poi in Italia aspettiamo qualche anno. Oggi però, così come è scritto, è questa quella che io leggo, questa è la regola. E poi mi facevi la terza, totale. Trasferimento, se trasferisci un diritto, devi trasferire, cioè no, trasformi il diritto in autorizzazione, devi fare la trasformazione totale di quel diritto. Quindi se hai 2 ettari, trasformi in autorizzazione tutti i 2 ettari. Ovviamente 600 ettari trasformi tutti in autorizzazione, speriamo che non ci siano casi di 100 ettari, però magari quelli da 2 ettari ci sono, insomma. Sapete che avete 3 anni per impiantare tutti i 2 ettari. Volevo chiederti una cosa sul nuovo programma. Siccome oggi le autorizzazioni non vengono, diciamo, rilasciate, non ci avvisate, non ci avvisa quando è stata autorizzata l'impianto dell'autorizzazione. È possibile, visto che siamo in corso, fare in modo che il nuovo programma abbia questo warning, cioè noi rilasciamo, protocolliamo le domande, voi a vostra volta ci dite guarda, è stata autorizzata la pratica il giorno X, noi vediamo perché sennò dobbiamo sempre andare a vedere tutte le allora, perché all'interno dello schedario si vede che è stata autorizzata, è ovvio che voi dovete andare dentro a vedere qual è. L'altra cosa è avere una PEC, vi mandiamo la comunicazione, però avere le PEC di tutti potrebbe essere. Sto così, non è previsto oggi. Sì, nel senso che sia un criterio anche per noi facciamo delle pratiche e voi le vedete. Quando avete autorizzato possa partire un segnale per cui anche noi vediamo che il giorno X è stata l'autorizzazione. Sì, è una cosa che adesso effettivamente non esiste, non è che sia una cosa impossibile. Quello che magari è il problema è che esiste, che molte volte bisogna capire a chi dobbiamo dare l'informazione. Allora immagino, a me verrebbe da dire all'azienda agricola, ma magari è per chi ha fatto le pratiche, vorrebbe vedere chi l'ha fatto. Un modo per farlo è, dicevo adesso, PEC, se io avessi la PEC, insomma potrei mandargli un'email dicendo guardate che abbiamo autorizzato. Diversamente è un servizio nei confronti del CA che mette a disposizione questa informazione globale, cioè nel senso oggi ne ho lavorate 10 relativamente a quella CA, danno l'informazione guarda che oggi ne ho lavorato quella di Caio, Rossi, Bianchi, insomma. Quindi immagino che insomma, questa è un'informazione diversa da quella nei confronti dell'azienda agricola. Oggi, ripeto, non c'è, sicuramente la prima cosa che devono fare è mettere a disposizione, poi mi prendo appunti insomma, su questa proposta e vediamo insomma, se riusciamo. Qualcuno qua diceva SMS, potrebbe anche essere, l'importante è avere anche i cellulari, molte volte, guardate, una delle difficoltà che abbiamo su questa anche questione di materializzazione è riuscire a avere l'informazione delle aziende agricole, cioè avere un cellulare, avere una PEC che ripeto, non è che come 5 anni fa,
o 10 anni fa. Le PEC ormai ci sono di molte aziende, sicuramente per quanto riguarda le aziende strutturate di un certo punto di vista ci sono, le abbiamo le PEC, non è che non ci siano. Adesso non ricordo più, però su 100.000 aziende abbiamo 40-50.000 PEC. Allora cosa vuol dire? Che le aziende più importanti hanno la PEC, non è un problema, è ovvio che ne abbiamo metà, su cui non sappiamo come comunicare. Altra cosa è il cellulare, molte volte potrebbe essere interessante, cioè mandare un'informazione via SMS, guarda che ti abbiamo autorizzato. Bisogna avere i cellulari dentro il fascicolo, non sempre ci sono i cellulari, forse neanche il telefono fisso non c'è molte volte. Vuoi perché non è stato comunicato, vuoi perché non c'è mai il tempo per caricare tutti i dati, insomma, quindi in futuro credo che dovremmo sempre più utilizzare questi sistemi di informazione, perché solo così riusciamo, insomma, a essere tempestivi sull'informazione verso le aziende agricole. Quindi vabbè, vediamo, insomma, su questo non ti garantisco a breve, però c'è già qualcosa, insomma, che parte via PEC, alcune informazioni, quindi potrebbe anche essere questa. Per le nuove autorizzazioni, le rinunce nel caso in cui ci siano, cioè l'azienda agricola che chiede una superficie per esempio di 1 ettaro e ha un'assegnazione di 4.800 metri, rinuncia, quei 4.800 metri là vengono ridistribuiti a quelli che non rinunciano o vanno in altra regione? Parlo per nuove autorizzazioni. Sì, allora per quelle che non vengono utilizzate è previsto che comunque siano anche recuperate per dire l'anno dopo. Adesso bisogna capire a che punto è la rinuncia, perché se la rinuncia in realtà è previsto che siano recuperate l'anno dopo, quindi l'anno dopo eventualmente nel caso in cui uno degli impianti rinunci oppure ci siano altre condizioni che adesso sono anche scritte, alcune casistiche, è previsto che l'anno dopo siano aumentate, insomma sia data la possibilità di essere utilizzate, quindi magari se sono 800 ettari l'anno dopo saranno 210, adesso dico 10 ettari in più perché qualcuno ha rinunciato, quindi comunque non sarebbero perse, se non subito, insomma verrebbero recuperate l'anno successivo. Che tempi ci sono per la rinuncia? Vi verrà comunicato, sì, entro comunque poi l'assegnazione definitiva, quindi quando vi sarà comunicato, ed è previsto così nel caso ministeriale solo nel caso in cui sia inferiore al 50%, questo è scritto dopo. Ma nel senso uno chilometro viene assegnato quest'anno 4.000 metri, l'anno dopo magari anche 3.000 li può accumulare. Beh sì, voi avete 3 anni per impiantare, quindi potete aspettare anche il terzo anno per impiantare, poi se tutti gli anni prendete a casa 1.000, sono 1.000, 2.000, 3.000, insomma. Un po' di aspetto magari l'anno sì, questo dovete farlo. Quelli che rinunciano possono più piantarli o posso No, una volta rinunciato basta. Lui diceva invece io posso accumulare accumulo in 3 anni sì. Se siete fortunati l'anno dopo sono a portare a casa qualcos'altro. Poi cambiano le regole, non lo so, perché questa è il primo bando con delle regole, peraltro sono previste, così sono previste da regolamento, non è che per carità avrebbero potuto mettere delle restrizioni in realtà, però così scritte in questo modo sono il minimo previsto dal regolamento comunitario, quindi hanno previsto il minimo, insomma, a livello nazionale. L'anno prossimo potrebbero essere mesi di punteggi praticamente. Se quest'anno potessero, cioè se vengono fuori problematiche, non lo so, cioè potrebbe anche essere, però in questo momento non è previsto, quindi dovrebbero comunque cambiare il decreto ministeriale, tutto è fattibile. Io, se non avete altre domande, chiudo, lascio la parola e ringrazio a Prego. Ringraziamo il dottor Pedro, che è stato